In una settimana, su 179 accessi al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera con sintomi simili Covid, quasi 150 sono stati bambini. Fortunatamente solo uno è risultato positivo, un neonato già in fase ora di dimissione. Tutti gli altri sono risultati negativi, un segnale che oltre al Covid sono tornati i raffreddori di stagione, specie tra i più piccoli che hanno ripreso le attività all'aperto. E la vita normale per i bambini, che vuol dire socializzazione, vuol dire anche esperienze infettive immunologiche e quindi vuol dire una certa promiscuità legata proprio al fatto che i bambini giocano assieme, si scambiano, si toccano. Quindi siamo tornati alla normalità, quella normalità che obiettivamente il Covid ci aveva fatto un po' dimenticare, che i bambini sono soggetti a banali infezioni delle alte vie respiratorie, le infezioni più frequenti in questa fascia di età, e che per la stragrande maggioranza dei casi sono infezioni del tutto benigne che si autorisolvono. Tuttavia la situazione pandemica genera apprensione nelle famiglie che i primi sintomi di febbre, tosse e raffreddamento vanno direttamente in pronto soccorso pediatrico. Po' di eccessiva preoccupazione, per cui saltano magari il pediatra di base e raggiungono da noi anche per l'accessibilità a fare i tamponi. Diciamo che e anche si riconosce ai genitori il fatto che adesso, a parte che alcune scuole materne, alcuni asili hanno chiuso, ma sono gli stessi asili che alle volte pretendono i tamponi per poter riammettere il bambino nella scuola o nell'asilo, per cui il fatto che vengono direttamente da noi. Ai genitori ecco qualche rassicurazione. Ricordare che, uno, nonostante questa variante adesso di che emerge, i bambini sono molto meno colpiti di quanto non siano gli adulti e certamente non vanno soggetti a infezioni gravi o a situazioni gravi. Anche qui credo un po' di buonsenso per capire che un banale naso che cola, un banale tosse produttiva, probabilmente sono obiezioni del tutto banali, Perché ai figli dai 12 anni in su l'appello alla vaccinazione. perché la vaccinazione serve per che cosa? Serve per proteggere se stessi in primis, ma serve anche per proteggere, allora diciamo, i genitori, gli anziani, il nonno, la nonna che sono a casa, cioè la società che è intorno a noi, perché il soggetto non vaccinato, diciamo così, è un bersaglio ideale per il virus.